Ecco, siamo qui con Danilo Dalla Valle, che fa parte sicuramente della storia di Colognè, in quanto è stato allenatore per tanti anni della squadra e anche impiegato comunale. Allora sentiamo dalla sua voce, ci racconti il signor Danilo Onneconte come che vuole in dialetto, come che le arriva a fare l'allenatore, quanti anni che ha, eccetera. Quel che vuole raccontarne della sua vita, insomma, ecco. Allora, come dipendente comunale sono arrivato per chiamata perché avevo iniziato qua a Gaiarine e ha ritenuto che poteva essere utile e mi ha chiamato al posto del signor un momento perché mi scappa via Panizzutti che stava per andare in pensione. Ecco, io mi ho occupato il suo posto e sono stato là su quel posto per oltre 30 anni. Bene. E là ha avuto occasione di conoscere il sindaco Premuda, mi dice, cosa posso dirne? Era impossibile non Non conoscerlo perché conoscere. era là tutte le mattine. Ne conti un po' chi che l'era sto signor Premuda come uomo e come sindaco. Era un personaggio intanto giusto nei rapporti con noi altri e nei rapporti con la popolazione. Era uno che aveva il pallino di tirar Codogné a pari dei comuni limitrofi, perché sia come rete stradale non asfaltata che rete di diffusione dell'elettricità nelle famiglie, lei era ai primordi, diciamo così. Lui le riuscì a farsi finanziare dallo Stato sia il lavoro di asfaltatura delle strade, che le ha completate tutte quante, almeno le principali, e di portare la luce elettrica su tutte le famiglie del paese. Questi sono meriti che nessuno può discutere. E come uomo l'era... L'uomo gli era rigido, un po' all'antica, diciamo così, però anche giusto perché Sì, sì. ha dato più di una prova di essere equilibrato nei giudizi delle Sì, persone sì. e dei fatti che succedeva. Boh, dopo lui è stato per tanti anni allenatore del Colognale, ne parla della sua esperienza sportiva e di quel che si ricorda, quel che vuole Prima che importante. allenatore sono stato giocatore Ah, e ho giocato per 2 anni, 3, e addirittura ho contribuito a far precipitare la squadra dalla categoria superiore alla inferiore e dopo mi sono messo il busto buono e ho detto no, altri torna in su e siamo arrivati fino in promozione. ah. E questo in che anni allora? Cominciare nel 58, 59, 60, 61, 62, 63, prima come giocatore e poi quando si è fatto vive gli acciacchi della vecchiaia o del calo fisico, mi sono preso in corpo la direzione tecnica della squadra, sia come allenatore della prima squadra che come allenatore del settore giovanile. E là ho impegnato Tanti anni, parecchi anni, con buoni risultati anche se. anche con buoni risultati perché nel settore giovanile abbiamo fatto paura a tutte le squadre qua, quelle principali, Motta, Conegliano, Overso, Vittorio Veneto, e ricavando le persone che avrei sostituito la vecchia struttura della squadra nella prima squadra. È stata, a un certo punto era fatta tutta di persone che erano venute dal vivaio di Codogné. Così che si ricorda che il Poldine, lui l'ha passato tanti anni a Colognè, interessante, Colognè come paese, com'era o com'era, con le cambiare, com'era a quei tempi Colognè, era un paese che si viveva bene, come si viveva a quei anni là, bene, o non so, ne conta Ho qualcosa, ho qualche la aneddoto? presunzione Perché...
deve essere stato abbastanza simpatico alle persone di Colonia, perché ho adoperato i modi più cortesi possibili e la disponibilità massima nei confronti delle persone che si presentavano agli sportelli. Questa è la mia impressione, Sì, però sì, 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 ho sicuramente. anche prove tangibili di questo affetto che avevi. Attualmente mi viene a trovare della gente in continuazione, quindi penso di aver lasciato un buon ricordo, Un buon insomma. ricordo. Lui è originario di Colonia? No, sono originario della provincia di Treviso, all'estremo opposto di Gaiarini, cioè Loria, vicino a Castelfranco. Ah, vicino a Castelfranco. E quindi si è trasferito qua quegli anni là quando Mio che l'ha papà cominciato. era segretario comunale, lei si è trasferito da Loria a Gaiarini e ovviamente dovevo seguirlo. Sì, sì. Quindi qualcosa che vuol contarne di Codognac che magari potrebbe servire anche alle nuove generazioni per imparare cosa, una perla di saggezza, qualcosa che lui si sente di tramandare alle nuove generazioni che, di quel che l'era e es non le pi, per esempio. Mi fai piuttosto un augurio che trovi ancora amministratori come Premuda, Ho capito. che ha fatto l'esclusivo interesse del paese, sacrificando la sua vita dalla mattina fino alla sera, Per il bene del paese. senza interruzione. Bene. Bene, allora lo ringrazio di questa breve intervista e sicuramente arrivederci alla prossima. Speriamo.